C'è il concreto rischio di un nuovo sciopero da parte degli operatori ecologici del raggruppamento di imprese che si occupa della raccolta dei rifiuti nei comuni gestiti da Gesa. Il patto prepasquale che consentì la sospensione della protesta che andava avanti da ben 10 giorni non è stato rispettato. Le imprese non possono pagare gli stipendi di febbraio e questo per effetto del mancato arrivo dei soldi provenienti dalla regione che aveva deciso di dirottare al lato Gesa i fondi destinati a Lampedusa. Al momento nelle casse del lato c'è il milione di euro anticipato dall'AIPA, la società che gestisce la riscossione. Da parte loro i comuni non hanno ancora versato le somme che devono al lato Gesa. Una situazione critica sulla quale Teresa Restivo, commissario liquidatore della società, ancora una volta è costretta a lavorare. Con lei abbiamo fatto il punto della situazione. Io ribadisco che i lavoratori non sono lavoratori del lato, ma sono i lavoratori del raggruppamento temporaneo di impresa. A questo punto io ho quel milione che stamattina già ho pagato le ditte, quindi quello che poteva fare la Gesa l'ha già fatto. Nel frattempo so che si stanno muovendo i vari sindaci per reperire ulteriori somme, ma noi non ci dobbiamo dimenticare che questo servizio non è soltanto raggruppamento temporaneo di imprese, ma io mi avvalgo di impianti che devo pagare e di fatto, essendo un liquidatore, io avrei dovuto dare priorità alle scadenze più vecchie. Loro sono arrivati a novembre, mentre io ho fornitori che ancora devono riscuotere maggio, giugno, luglio, quindi io non mi sto comportando nella maniera più corretta da liquidatore, io mi sto comportando da persona che in questo momento è stata quasi quasi minacciata, perché di fatto, mi dispiace doverlo dire, dobbiamo fare tutti un passo indietro, ma dobbiamo venire tutti incontro alle esigenze dei lavoratori, che ripeto non sono i miei lavoratori, ma sono i lavoratori del raggruppamento temporaneo di imprese. E in merito alle somme che dovrebbero arrivare dalla regione? Io ieri sono andata anche a Palermo e ho cercato di avere notizie. Di fatto su queste somme non ho nessuna certezza, ma stamattina ho sentito la dirigente del comune di Lampedusa e l'ho allertata perché prima di tutti li dovrebbero ricevere loro. Sono loro che poi dovrebbero trasferirli a noi. Il suo impegno, la sua sensibilità dovrebbe continuare ancora o realmente a fine aprile lei lascia l'incarico? Allora, io sinceramente sono molto stanca, ma siccome sono una persona che cerca di portare avanti le situazioni, io vorrei lasciare Elato in una situazione tranquilla, non scappare in un momento di confusione. Quindi porto il bilancio all'approvazione e quindi speriamo di al più presto avere un po' le idee più chiare. Oltretutto, come sapete, ho anche un'ispezione della Guardia di Finanza in corso, vorrei anche chiudere questa situazione in modo da andarmene tranquilla e non lasciare nessun problema agli altri.